3 milioni di euro di sanzioni per abusivismo edilizio, soldi che la Regione Veneto ha vincolati e che torneranno in circolo per completare una sorta di cerchio virtuoso proprio a favore di un recupero e di una valorizzazione paesaggistica del territorio locale. Finanzieranno un programma di interventi che uniscono cultura e turismo sostenibile con le tradizioni religiose e si chiameranno Cammini della Fede. La cosa difficile è stata quella di, uso un termine forse improprio, omogeneizzarli, cioè cercare di ricavarne da ciascuno quelle che sono le peculiarità comuni e che possono dare una lettura di questo Veneto, di questa cultura veneta che è straordinaria. Sono 4 i percorsi promossi, 2 sono già ben conosciuti e delineati, il Cammino di Sant'Antonio lungo 7 comuni della provincia di Padova e la Grande Erogazione, itinerario tipico dei 7 comuni dell'altopiano di Asiago. Su cosa si può praticamente intervenire? Molti sono i capitelli che verranno valorizzati, che verranno restaurati, verranno migliorate l'accessibilità di alcune vie e soprattutto verrà realizzato un intervento di carattere paesaggistico per rendere certamente più bello e fruibile questo percorso. Faremo ulteriori investimenti nel prossimo anno su ulteriori percorsi, ma chiederemo ai territori di dirci quali sono i migliori. Dei 4 cammini della fede individuati, 2 sono noti, storici, più facili da riconoscere, quindi paradossalmente è più facile intervenire per renderli migliori. 2 sono più da costruire. Gli altri 2 cammini sono invece gli itinerari della fede di Valpolicella, che si snoda fra 5 località del Veronese, e la Via dei Papi, tragitto che attraversa 10 comuni nelle Alpi bellunesi. Sarebbe bello che nascessero, che i cittadini investissero e nascessero delle attività economiche per portare lavoro anche, e quindi tutti quei pellegrini che ci auguriamo frequentino e tocchino tutti i territori, i paesaggi, come diceva l'assessore, trovino anche risposta dal territorio per avere servizi. Ho trovato tanto entusiasmo sia dai sindaci che partecipano, che sono toccati dal territorio, oltre dai tecnici comunali, ma specialmente dai cittadini, perché oggi ancora di più rispetto a una volta queste cose sono molto sentite e naturalmente c'è un ritorno a questi percorsi sia storici che turistici. Una mostra itinerante congloberà le caratteristiche comuni di questi cammini di fede. Inaugurazione il 6 giugno a Campo San Piero, dove resterà per tutto il mese, proseguendo poi a San Pietro in Cariano a luglio, quindi a Sedico in agosto e ad Asiago per tutto settembre.